Stai ascoltando Pino Daniele quando senti questa strofa. Mistica, mistica, etnica, jazz, free, R&B, blues in G. E si appunisce per lei, si appunisce che è tutta una bagheria. Pensano sulla ciccia, non da di ton gri. E chiama su toghi, chiama su bagane, chiama su toghi, chiama su bagane. A colpe sono ribande, che c'è la ciccia senza. Che ha detto? Se non lo sai è perché non mi segui, quindi lascia un like e segui perché adesso ti spiego subito tutto. Il celeberrimo, anzi celebrissimo Pino Daniele è uno dei più grandi utilizzatori della parlesia all'interno dei suoi testi, oltre ad aver fatto un pezzo rap in 5 quarti nel 1999. Sì, ma che cos'è la parlesia? La parlesia è un gergo segreto, ancora oggi diffuso tra i musicisti napoletani, è nato tra i posteggiatori e poi si è diffuso sotto la galleria Umberto I di Napoli. Da lì poi questo gergo è passato ai musicisti che suonavano nei club per gli americani, fino ad arrivare poi a Pino Daniele che l'ha largamente utilizzato nei suoi testi. Addirittura la sua etichetta discografica si chiama Bagaria, che in parlesia vuol dire una cosa fatta male, arronzata, che non è venuta bene, una bagaria. Quindi senza svelare troppi segreti, perché è un linguaggio segreto, comunque deve rimanere segreto, adesso vi faccio ascoltare la traduzione della strofa. Mistica, etnica, jazz, free, R&B, blues in G. E si appunisce per lei, si appunisce che è tutta una bagheria. Pensano sulla ciccia, non da di ton gri. E chiama su toghi, chiama su bagane, chiama su toghi, chiama su bagane. A colpe sono ribande, che c'è la ciccia senza. Quindi se appunisci la parlesia, appunisci che è tutta una bagheria.